Eccoci qui al punto a Telefriuli, ospite graditissima il sindaco di Bettiolo, la prima cittadina Giscardis Eleonora. Benvenuta sindaco. Buongiorno Enzo, grazie dell'ospitalità e un buongiorno e buona settimana a tutti i telespettatori. Bene, allora intanto partiamo subito con la situazione sul territorio, no? Sanità, tutte queste cose qui. Qual è la situazione in sostanza sul territorio del tuo comune? La situazione, diciamo, è abbastanza sotto controllo, nel senso che dal punto di vista pandemico non abbiamo situazioni, diciamo, in questo momento molto critiche, però la scorsa settimana abbiamo congedato 2 coniugi che sono, se vogliamo, i primi morti Covid nella nostra comunità. Marito e moglie sugli 80 anni. È stato un po', diciamo, un po' questo un colpo. Erano i primi morti, oltre a una persona molto anziana deceduta 15 giorni fa in una casa di riposo. Questa, diciamo, è la mortalità Covid. Però invece abbiamo una mortalità, vuoi il caso, vuoi non lo so da che cause si possono diciamo ricercare, una mortalità molto alta, è aumentata rispetto all'anno precedente del 50% e soprattutto si sta concentrando in questi 3 mesi e questo in una piccola comunità pesa molto dal punto di vista emotivo anche, no? Perché praticamente sono tutte ci conosciamo tutti e perciò questo è pesante. Per quanto riguarda poi i casi, in questo momento c'è stata una lieve diminuzione, siamo a 10 casi positivi con poi un indotto chiaramente anche di familiari che sono in isolamento in conseguenza, e vedo un turnover molto veloce, nel senso che si negativizzano abbastanza velocemente, però si rigenera questo riprende un po' la vita, forse. Esatto, c'è mobilità e di conseguenza più nel capoluogo, sono concentrati più nel capoluogo rispetto alle frazioni, forse dove c'è un po' più di mobilità in termini lavorativi, di scambi e di resto. Ecco, senti, il mese di gennaio, insomma, perché ho andato alla Roda delle Cronache con questa foto del tuo vice sindaco, insomma, lui dice in tono scherzoso, qualcuno dice che ha responsabilità, dovrebbe stare più attento, insomma, e com'è la storia? Lei gli hai tirato le orecchie oppure... Allora, diciamo che un attimino, perché questo, vabbè, adesso lo dico pubblicamente, ma insomma in Camera Caritatis ci si dice tutti, dobbiamo fare attenzione perché diciamo si è esposti, no? E chiaramente questi attacchi, soprattutto da chi vuole colpire, diventano pretestuosi. Quello però, anche a mio avviso, era qualcosa di assolutamente pretestuoso e chi lo conosce, soprattutto sul vice sindaco, sa perfettamente che è persona lontanissima da qualsiasi appartenenza, ma soprattutto di persona o nei modi anche verbali tante volte o diciamo nell'ineggiare così, è la cosa più lontana da lui che possa esserci. Perciò secondo me, diciamo come attacco, perché insomma la provenienza è la solita, e come attacco secondo me non ha sortito gli effetti che volevano, che era quello di dividerci, perché siamo in momenti un po' caldi, o di dividerci o di porre attenzione su qualcosa di, io dico, inesistente, perché era una foto di 4 anni fa presa da un profilo personale chiuso e sbattuta lì con, diciamo, adducendo a simbologia qualcosa che era ben lontano da... L'incidente chiuso, insomma, l'incidente chiuso. Sì, l'incidente chiuso. Voi avete anche preso delle posizioni che riguardano un po', io ho visto un po' le vostre delibere e ho visto questa bonus spese solidale, che è una cosa importante anche per un momento anche particolare, complicato come questo, no? E ha avuto successo questo... Sì, allora questi sono soldi ministeriali, non sono soldi dal bilancio del comune, sono soldi della protezione civile, la seconda tranche che viene data, una era stata data a marzo e una adesso a fine anno, praticamente a fine anno che è stata deliberata poi i primi mesi. Mentre nel periodo di marzo abbiamo dovuto riaprire e bandire 2 volte l'avviso per accedervi, questa volta praticamente in 10 giorni abbiamo coperto la stessa cifra, che sono 11.500 euro, la stessa cifra che prima abbiamo, diciamo, fatto in 2 volte, perciò le esigenze sono aumentate, i nomi sono aumentati perché all'inizio erano un po' i soliti noti già del servizio sociale, adesso abbiamo invece, perciò questo fa vedere che la situazione è più pesante dal punto di vista economico per le famiglie.
Ecco, avete messo mano anche alle tasse di tributo, le avete modulate, no? Sì, l'abbiamo, diciamo, l'anno scorso abbiamo praticamente, allora, lasciato chiaramente fermo senza nessun aumento, abbiamo tolto la Tari, questo per una parte l'abbiamo come iniziativa dalle voci di bilancio, dopodiché c'è stato anche un intervento da parte dello Stato che ci ha ristorato una parte. Abbiamo tolto la Tari e l'occupazione solo pubblico per tutte quelle attività che hanno subito lockdown l'anno scorso. Quest'anno siamo praticamente al deposito del bilancio previsionale, che lo faremo entro la settimana. Abbiamo già previsto nessun aumento di tasse, di imposte, chiaramente, anche se diciamo, il bilancio quest'anno abbiamo fatto un po' fatica a chiuderlo e a far quadrare i conti con tutto, e abbiamo però riconfermato l'agevolazione di abbonare comunque la Tari e l'occupazione solo pubblico per quelle aree date nuove, perché è cambiata la legislazione, non c'è più l'occupazione suolo pubblico, ma è un canone unico che comprende pubblicità e suolo pubblico. E quindi E quello dobbiamo ancora modularlo, però siamo andati incontro alle attività in questo senso, perché comunque c'è ancora sofferenza economica per le piccole realtà, e soprattutto sì, locali. che adesso con questa legge del sviluppo impresa dell'assessore Bini, mi pare dovrebbe Sì. aprirsi un po', dare un po' di respiro a tutte queste attività che in qualche modo stanno soffrendo, qualcuno chiude, qualcuno tenta di... Esatto, e sembra che anche le cifre siano abbastanza interessanti per questa attività, perché si parla dai 60 ai 150 mila euro su più attività, però mi Insomma, pare che aiuta sì, a dà quella continuare. boccata di ossigeno necessaria. Ecco, senti, dovevate andare no, dovete andare al rinnovo dell'amministrazione nell'anno, si sa se verrà spostata la data più o meno, però potrebbe essere l'occasione anche per fare una specie di resumé della Sì. situazione dei lavori pubblici e degli investimenti, insomma, no? Sì, sì, e questo ci terrei anche perché forse è un aspetto, oltre a tanti che sicuramente è anche l'aspetto sociale piuttosto che la cultura, che è l'istruzione su cui abbiamo posta particolare attenzione, ma una cosa su cui ci siamo concentrati molto sono proprio lo sblocco delle opere pubbliche, perché il mio principio è, diciamo, keynesiano, se vogliamo parlare cioè scomodare addirittura Keynes, nel senso che è in queste fasi di economia ferma, è il pubblico che deve riversare i soldi nell'economia per creare quel volano. Io ho ereditato una situazione di un comune in cui erano parecchi soldi fermi da anni, anche da 10 anni, perché c'erano dei contributi ottenuti dalla regione che erano fermi, e il primo intento è stato diciamo, cantierare subito quei soldi lì, e si parlava di quasi 2 milioni, anche di più, 2 milioni 380, tra tutto, tra gli ultimi avanzi ereditati e quanto era fermo, e quelli siamo arrivati in questo quinquennio, nonostante sia stato un quinquennio un po' complicato per tanti aspetti, e siamo riusciti a cantierarli, a ultimarli, e abbiamo in mano anche la rendicontazione da parte della Regione per queste opere, proprio portate alla fine con certificato di rendicontazione tutto quanto, che è la piazza, l'abbattimento della Filanda, la nuova piazza della Seta, che è un po' il nostro fiore all'occhiello se vogliamo, ma anche la riqualificazione del campo sportivo, con praticamente diciamo omologato per partite anche di Lega e di partite di un certo livello, con la cancellata bassa, perciò con un'ottima visibilità. Insomma, abbiamo fatto abbastanza innovativo dopodiché l'abbiamo reso antisismica la scuola primaria, portandolo a indice di vulnerabilità sismica 1, cioè come fosse stato nuovo, e poi manutenzioni nell'auditorio. E tutto questo, diciamo, è un 2 milioni 380. In più adesso abbiamo in cantieri 2 riqualificazioni, una ciclopedonale Bertiolo-Virgo, una riqualificazione dell'incrocio di Pozzecco, la riqualificazione dell'illuminazione pubblica nelle frazioni, che viene affidato adesso il lavoro, e praticamente entro l'anno ci sono tutti, oltre la piazza Mercato, e l'efficientamento della scuola, sempre primaria, che la porteremo a livello NZ, come si dice adesso, cioè sarà un ordinamento di tutta la situazione dei lavori
del pubblico, insomma. Esatto, tutto questo diciamo sono 5 milioni di lavori, tra quelli già ultimati e quelli che entro l'anno sono cantierati e andranno entro fine anno alla fine. E dopo abbiamo anche recuperato dei soldi che eventualmente, se non dovessimo dare noi continuità alla nostra amministrazione, diciamo abbiamo 1.350.000 che sono per il co-working, insomma lasciamo anche noi un pacchetto di contributi già in casa. O la riprendete, insomma si vedrà. Esatto, si vedrà. Per quanto riguarda invece l'amministrazione, l'organizzazione generale, no? Le UTI non ci sono più, per cui adesso avrete sicuramente una convenzione che sarà quella di prima, cioè Codroico, penso Lignano. No, ce la vuoi spiegare? Avete già un momentino preso accordi? Sì, no? sì. Allora, diciamo nell'UTI Bertiolo siamo usciti, abbiamo fatto un po' anche di clamore in regione perché siamo usciti in un momento che diciamo, la legge sembrava non lo permettesse. Perché diciamo, siamo stati come amministrazione un anno nell'UTI del Medio Friuli, c'erano solo 4 con Bertiolo, 5 comuni degli 11, non c'era Codroipo, e nell'UTI non ci ho creduto, nonostante in quell'anno ho cercato, essendoci dentro, di vedere se funzionava, però il fatto che fosse coercivo e così non funzionava. Adesso le UTI col 31-12 sono finite. Abbiamo una situazione un po' particolare nel Medio Friuli, nel senso che al 31-12, qualche mese prima, erano 5 i comuni che erano rimasti in UTI, 3 dei quali sono usciti, uno a novembre, uno a dicembre e uno in corso a marzo, Lestizza a marzo, Varmo a novembre e Sedegliano a dicembre. Praticamente erano rimasti nell'UTI a fine anno 2 comuni soli, che sono Meretto e Basigliano, i quali si sono trasformati in comunità, no? E adesso c'è la valutazione, ma è una valutazione che sta andando avanti da mesi, se diciamo, è il caso che diciamo, si componga una comunità, perché abbia senso, del Medio Friuli per intero. Però siamo diversi comuni, in questo momento siamo scettici perché pensiamo non per mettere in discussione la Costituzione della comunità o la legge della comunità, che io da subito ho considerato un ottimo strumento fatto dalla Regione e mette a disposizione dei comuni che avessero questa vocazione, che lo potevano fare oltre a quanto già previsto diciamo, nella legge degli enti locali. Però io dico bisogna creare le basi per queste cose, no? A 11, perché diciamo, non è un discorso solo di rappresentatività politica. A un'organizzazione che sia fattiva, concreta. Per i servizi, deve dare servizi, deve essere ottimale per i servizi, bisogna passare con una costruzione a cui non si può prescindere anche da una condivisione con la struttura, con i dipendenti, con tutto, perché diciamo poi ci sono degli spostamenti, delle collaborazioni che Quanto prevedi possa andare come si dice, a bomba questa situazione? Ma io penso che ci vuole un attimo di costruzione. Io, e l'ho sempre detto, io partirei con diciamo, un rafforzamento delle convenzioni, perciò lavorare con le convenzioni, cioè con uno strumento leggero, che sono le convenzioni, farle funzionare, mettere insieme, discutere, perciò fare tutto un processo di questo tipo e dopo sicuramente si può arrivare alla comunità. La comunità aderire per poi costruirci, perché è costosa la comunità di sé, perciò andare a pesare nei nostri bilanci che già facciamo fatica a chiudere. Dandoci fidanzata, poi vediamo se dobbiamo sposarci o no. Prima il fidanzamento e dopo ci sposiamo, non perché sennò sembra veramente, facciamo il matrimonio e poi vediamo se funziona, ecco. Allora, ringrazio la prima cittadina di Bertiolo per questa bella excursus che ci ha dato dalla sua cittadina, naturalmente auguri a tutti i bertiolesi, a te in particolare, all'amministrazione, a tutti quanti, naturalmente alla prossima. Grazie Enzo per l'ospitalità e un saluto a tutti, arrivederci. Nandi.